La Guardia Costiera del Veneto è stata impegnata in un'operazione interregionale che ha visto l'azione di 40 militari e 4 motovedette, coordinate dal 9° Centro Regionale di Controllo Area Pesca del reparto operativo della Direzione Marittima di Venezia. Si è trattato dell'operazione chiamata Beluga, contrasto della pesca illegale e il commercio lungo tutta la filiera, riservando una particolare attenzione alla tracciabilità del prodotto ittico. In provincia di Rovigo sono stati sequestrati 881 kg di molluschi, tra cui cozze, vongole veraci, caparossoli, riportanti in etichetta di confezionamento una data successiva a quella in cui è stata fatta la verifica. Il reato commesso in questo caso riguarda la frode in commercio e il prodotto è stato sequestrato penalmente. In provincia di Trento, in un magazzino all'ingrosso, si è verificata la mancanza dell'applicazione delle norme HACCP in fase di conservazione del prodotto ittico. Si è trattato di un quantitativo di 190 kg di prodotto sottoposto a sequestro amministrativo, successivamente indirizzato allo smaltimento. Altri controlli sono stati poi effettuati verificando la mancanza di etichettatura e tracciabilità. In totale sono stati 37 i controlli effettuati, hanno interessato pescherecci, vongolare, sia in mare che al punto di sbarco, oltre che attività di commercio al dettaglio, all'ingrosso e alla grande distribuzione e ai veicoli adibiti al trasporto del prodotto ittico. In totale sono stati effettuati 7 sequestri amministrativi per un totale di 1.196 kg di prodotto sequestrato ed elevate sanzioni per un totale di 23.500 euro.